A termini di statuto comunale noi dobbiamo raccogliere 2500 firme in 60 giorni, la raccolta firme parte oggi e queste firme hanno come obiettivo l'indizio, se riusciamo a raggiungere la quantità di 2500, hanno come obiettivo l'indizione di un referendum da parte del Comune di Conegliano che deve inserire nel regolamento di polizia rurale, nel caso chiaramente il referendum abbia successo, un dettato referendario che in poche parole dice che nel territorio del Comune di Conegliano devono essere vietati tutti i pesticidi di sintesi per andare progressivamente al biologico, a una coltivazione biologica del territorio, dell'agricoltura del territorio. Siamo qui in supporto a un comitato, il comitato Colli Puri, che per la prima volta in Conegliano sta attuando una cosa incredibile, mai successa. Stiamo raccogliendo le firme per il referendum consultivo, con il quale, come c'è scritto qui, si chiederà a tutta la cittadinanza se vuole continuare con un'agricoltura di tipo tradizionale che usa i pesticidi di sintesi, che sono delle molecole sconosciute all'evoluzione, che hanno delle interferenze endocrine, oppure un graduale passaggio a un'agricoltura biologica più salutare, lo stesso chimica ma molto più salutare. Da quando sono arrivato al banchetto per raccogliere le firme non ho alzato la testa, penso saremo già sulle 160 firme raccolte.